C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, prima di divertirci con il proverbio dialettale di oggi vi raccontiamo una testiera da cavallo conservata nel Museo delle Armi della nostra città. Restate con noi. Oggi vi mostriamo una testiera da cavallo rinvenuto in Baviera alla fine del XV secolo, all'inizio del XVI. È un frontale che copre l'intero muso, a cui sono rivettate le protezioni per le guance e in alto per le orecchie. Una cordonatura percorre la metà del muso. Al centro si trova un rotellino lobato. La testiera, ancora legata alla moda gotica, in voga nelle aree tedesche, è ancora all'inizio del Cinquecento. Amici, oggi siamo al grande spazio di Castelvedere, Choco House, caffetteria, tantissime dolcezze e vi raccontiamo questo proverbio: chi d'ascolta a tants dutur e scampa sul che de dulur. Andiamo dentro ad interrogare qualcuno. La signora Tiziana chiede: ma perché proprio a me? Ma scusi, lei non ha uno specchio a casa? Bella, bionda, statuaria, lei ha origini svedesi? No, sono un ospitaletto. Vabbè, allora qui ha fatto acquisti, signora Tiziana. Come si fa a non farli? Senta, lei il dialetto un po' lo conosce? Sì, più o meno. Chi d'ascult a tants dutur e scampa pena che de dulur. Che significa secondo lei questo? Ripeti. Chi d'asculta tain dutur e scampa pena de dulur. Chi d'ascolto Tain dutur, al dottore, tanti. tanti dottori, E scampa pena che de dulur. che in pratica scampa pieno dolori e basta. Perché secondo lei è vero questo? Sì. Lei dà ascolto a me No. Quindi non ha neanche un dolore, neanche un mal di testa, neanche in cerca. Ma ce l'ho il mal di testa, però me lo tengo. Fai un dettaglio sugli occhi di questa signora Elena che sono stupendi. Non è che ci sto provando, per carità, signora Elena, faccio il bravo che sono sposato. Signora Elena, chi d'ascult a tants dutur e scampa pena che de dulur. Che significa questo? Lei sa tradurlo il dialetto? Più o meno. Chi d'ascult, Chi è d'ascolto al dottore, a tants dutur a tanti dottori, e scampa pena che de dulur. vive solo di dolori. Perché? Che significa questo? Secondo lei? È meglio non ascoltare troppe persone e pensare con la propria testa. Visto che è una persona saggia, in compagnia del signor Natale, tra 20 giorni ci siamo. Ci siamo, divento vecchio. Pure. Cioè, lei si chiama Di Natale, sono nato il giorno di Natale e mi chiamo Natale. onomastico, compleanno, il giorno. Tutto assieme. E mia moglie ci guadagna, E qua c'è la moglie che non voleva essere ripresa. Eccola qua. Questa è la moglie che non voleva essere ripresa e che poi invece vuol parlare. Risponda lei per la moglie fintamente timida. Chi d'asculta tants dutur, tain dutur e scampa pena che de dulur. Chi ascolta tanti dottori scampa appena tanti dolori. Cioè? La mia ascolta. Chi d'asculta tain dutur e scampa sul che de dulur. Chi ascolta troppo i medici conduce una vita piena di dolori e se non si ammala dando ascolto ai medici rischia di ammalarsi. Medici, non prendetevela con noi, per carità, questo è il dialetto bresciano. L'abbiamo detto in simpatia. Grazie, alla prossima.